Fase cruciale per i lavori per la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Sono arrivate le prime 6 delle 32 travi da oltre 26 metri che dovranno essere posate. Questa operazione chiuderà la prima parte del primo lotto dei lavori. Le 6 travi sono arrivate con 3 trasporti speciali da Caserta. Altre 6 travi arriveranno con altri 3 trasporti entro mercoledì, e mercoledì inizierà la posa in opera sulla copertura del San Francesco, complessivamente di 12 travi, che ci daranno un'idea di quello che sarà poi l'assetto finale di questa parte terminale del San Francesco. Sul lungomare di Rapallo al momento dunque ci sono le travi in attesa di essere sistemate nella loro collocazione finale, il cantiere di Iren per la posa delle tubazioni per il nuovo depuratore e in contemporanea il dragaggio necessario a spostare gli 11 yacht ancora insabbiati nel golfo. Fra il 5 e il 7 marzo è previsto lo spostamento del Suegno e quindi a catena le altre, ma per Pasqua tutto deve essere pronto per riaprire il lungomare al traffico e quindi le ditte lavorano anche il sabato e la domenica, complice una fase meteorologica stabile. Così prima di Pasqua sarà realizzata il rifacimento dell'asfaltatura del lungomare pedonale e la messa in opera e la riparazione della ringhiera e dell'imitazione del lungomare stesso. L'accelerazione che è stata impressa a tutti i cantieri fa ben sperare i commercianti. Sono stati mesi difficili, indubbiamente. Però adesso il tempo ci ha accompagnato, sono già 2 weekend che molti turisti sono venuti a trovarci, anche perché adesso Portofino è raggiungibile a piedi, ma a breve lo sarà anche in macchina. Siamo pronti ad ospitare i turisti e chi ci verrà a trovare per il periodo pasquale. Tantissimo è stato fatto, se vedete ci sono pochissime barche da recuperare, la maggior parte, 3/4, sono già state portate via e anche i cantieri in città stanno piano piano chiudendo perché sono finiti.